Buongiorno, buon Ferragosto a Sicilia 24, i titoli di questa edizione. Via la cenere vulcanica dalla pista, riaperto all'alba l'aeroporto Fontanarossa, tariffe alle stelle per i voli da e per Catania, disagi per i passeggeri per la chiusura dello scalo di ieri. Forse doloso l'incendio che ha devastato Monte Pellegrino, necessari per spegnerlo Canadair ed elicotteri, scappato alle fiamme il castello Utveggio. Egiziano muore su un barcone diretto a Lampedusa, raffica di sbarchi, a Porto Empedocle resta alta la tensione tra i migranti. Ferragosto a Catania, tra cenere, divieti e caro benzina, nell'oasi del Simeto i turisti ammirano le tartarughe caretta a caretta. Notte di Ferragosto con spiagge quasi deserte, a Palermo rispettata l'ordinanza del sindaco che vietava accampamenti e falò. Un telespettatore di Lentini segnala un paradosso, gli incivili abbandonano la spazzatura perfino davanti al centro di raccolta comunale senza portarla dentro. Altra segnalazione al nostro numero WhatsApp arriva da Catania, piazza Lincoln e via Imbriani restano al buio la sera e la notte. Pausa di Ferragosto per Catania e Messina, domani la ripresa degli allenamenti in attesa dell'esordio in campionato del 3 settembre, attese novità dal mercato delle due siciliane di Serie C. Buongiorno, ben trovati a Sicilia 24. È stato riaperto questa mattina l'aeroporto di Catania dopo la chiusura per la cenere caduta dall'Etna. Viaggiatori e turisti stressati dall'inutile attesa della ripartenza di ieri, costretti adesso a comprare biglietti con tariffe più che raddoppiate. Sentiamo Emanuela Corsi. L'aeroporto di Fontanarossa chiude e il prezzo dei biglietti prende il volo. Oltre al disagio per partenze e arrivi cancellati o riprogrammati, a gravare sulle condizioni dei passeggeri ci si mette pure il caro voli. Questa è la situazione qui allo Scaletneo di Fontanarossa dopo la riapertura. Questa mattina alle 6 abbiamo incontrato diversi passeggeri che lamentano ancora i disagi per la chiusura di ieri causata dalla cenere vulcanica. Questa famiglia di Ravenna, il cui volo programmato per ieri è stato cancellato, non sa come tornare a casa. Ci hanno dato la prima data, il 18, come data disponibile, solo che mia moglie e mia figlia hanno degli impegni domani, quindi stiamo cercando di capire come fare. Molto probabilmente noleggeremo una macchina e torneremo in macchina. Avete visto anche i prezzi più o meno? I prezzi sì, i prezzi sono esagerati, i prezzi vanno dai 500 euro a persona in su. Ovviamente i prezzi sono lievitati a causa dell'eccesso della domanda. Sui voli di alcune compagnie non ci sono posti disponibili fino a giovedì o venerdì. Se il posto si trova, questi sono i prezzi. Un volo diretto Catania-Milano il giorno di Ferragosto costa tra i 400 e i 548 euro. Stesso prezzo anche per il giorno successivo. Per un volo Catania-Roma il motore di ricerca, viste le tariffe, suggerisce direttamente di spostarsi in treno, i cui costi sono decisamente più abbordabili. Questo ragazzo è rientrato questa mattina da Malta e ci racconta la sua odissea. Un disagio totale, ci hanno avvisato all'ultimo momento e poi abbiamo dovuto prenotare catamarano, autobus per arrivare qua oggi. Prima hanno spostato il volo alle 23:20 e poi hanno comunicato che il volo era stato cancellato. L'Etna già c'è stata e ci sarà sempre. È possibile che un aeroporto così grande, mondiale, non si riesce ad organizzare per far volare gli aerei? Nessun problema per i passeggeri il cui volo era in programma per oggi. Ci è andata bene, siamo stati fortunati. Okay. Tutto perfetto, dobbiamo arrivare oggi, quindi tutto ottimo. Dopo gli ultimi eventi, chi riesce a partire tira un sospiro di sollievo. Potrebbe essere doloso il vasto incendio divampato nella notte sul Monte Pellegrino a Palermo. La località era l'unica scampata ai roghi di luglio. Le fiamme sono state viste da diverse parti della città. Notevoli in primo tempo gli interventi da terra dei mezzi dei vigili del fuoco, forestale, protezione civile. Un'operazione ben coordinata che ha permesso di preservare il castello Utveggio. Il fuoco è arrivato solo a lambire la struttura costruita nel secolo scorso e ultimata nel 1933. Alla
All'alba sono entrati in azione gli elicotteri della Forestale Canadair che con i loro lanci sono riusciti a spegnere definitivamente le fiamme che si erano propagate sino alle vette più difficili da raggiungere a piedi. L'incendio potrebbe essere stato innescato da un razzo o da un gioco d'artificio sparato da via Bonanno verso la parete rocciosa. È l'ipotesi avanzata dal direttore della riserva di Monte Pellegrino, Provenzano. Qualcuno afferma voleva provocare danni per bloccare i cantieri di rimboschimento avviati dopo la devastazione di un precedente incendio, quello che risale al 2016. Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa mentre ancora si continua a morire in mare, alta tensione a Porto Empedocle dove ci sono quasi 1300 persone. Il prefetto di Agrigento ha fermato i trasferimenti alle Pelagie per evitare altri disordini come quello di ieri sera nel corso della distribuzione del cibo. Laura Spanò. Si allunga la lista dei morti nel corso delle traversate dal Nord Africa alla Sicilia. Un ragazzo egiziano è morto per aver esalato benzina mentre era su un barcone carico di migranti che stava facendo rotta verso Lampedusa. Il gruppo di profughi è stato recuperato dalla Guardia Costiera che ha trovato anche il cadavere del giovane. Un arrivo di migranti senza precedenti, quello a cui si sta assistendo e che sta raggiungendo quota 100.000. Si fa incandescente così la situazione a Porto Empedocle dove a seguito dei disordini di ieri sera durante i quali si è temuto che potesse scoppiare una rivolta, il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha deciso di sospendere gli spostamenti con i traghetti di linea dalle Pelagie. Serve alleggerire la presenza fra gazebo e tensostruttura di Porto Empedocle. Nessun trasferimento per oggi dunque dall'hotspot di Lampedusa che accoglie 1897 migranti. Ieri con i 2 traghetti di linea erano state spostate a Porto Empedocle 548 persone. Nell'area di pre-identificazione creata all'estremità del porto empedoclino ci sono attualmente 1269 migranti, troppi per una zona che è attrezzata per poche centinaia. La rivolta di ieri sera era scoppiata durante la distribuzione di panini e bottigliette d'acqua. I migranti presenti si sono accalcati chiedendo ripetutamente da mangiare. Le forze dell'ordine faticano a gestire tante persone sistemate in un'area che non è attrezzata per questi numeri. Aggiudicati intanto i lavori per la realizzazione dell'hotspot. Domani la prefettura effettuerà le comunicazioni e se non nella stessa giornata in quelli immediatamente successivi verrà aperto il cantiere. Si comincerà a lavorare subito, non c'è tempo da perdere. Servono 3 mesi per realizzare il centro di primissima accoglienza di Porto Empedocle e anche in base ai disordini creatisi ieri sera sono troppi. Si farà una consegna anticipata del cantiere nelle more della stipula del contratto che di solito porta via un paio di settimane, ha spiegato il prefetto di Agrigento Filippo Romano. Si tratta di un hotspot che consentirà di accogliere i migranti che vengono trasferiti da Lampedusa ma anche quelli che sbarcano lungo la costa agrigentina. In contrada Caos verranno collocati dei moduli abitativi che potranno ospitare 200-250 persone, garantiranno una accoglienza dignitosa. Nell'area di pre-identificazione saranno collocate delle tende e sarà il posto dove i migranti saranno accolti e assistiti dalla Croce Rossa. Una rissa è scoppiata a San Leone, vicino ad Agrigento, subito dopo un concerto di Elettra Lamborghini. Una 18enne ha tirato fuori dalla tasca uno spray al peperoncino e lo ha spruzzato contro i poliziotti intervenuti per riportare la calma. Mentre la gente defluiva c'è stato un breve parapiglia sedato dalle forze dell'ordine. Ferragosto a Catania. Dopo la caduta di cenere vulcanica la città cerca di tornare alla normalità con mezzi spazzatrici che ripuliscono le strade e i turisti a caccia di bellezze artistiche e culturali. Intanto sulle coste ioniche boom di nidificazioni di tartarughe caretta. Tonino Del Mano. È un Ferragosto all'insegna della tradizione, rialzo della benzina compreso, con la differenza che a Catania si lavora ancora per rimuovere la cenere lavica caduta copiosa nella parte sud-orientale della città. Così la spiaggia di Vaccarizzo dal colore sembrava quasi quella di San Giovanni di Cuti. Mezzi spazzatrici in azione per ripulire strade e piazze e divieto di circolazione che permane per cicli e motocicli, mentre per le auto resta l'obbligo di non superare i 30 km/h. Parola d'ordine quindi prudenza. Non abbiamo la bacchetta magica ma siamo al lavoro già da ieri, sia il 14, il 15, per l'amministrazione Trentino non esistono feste quando si tratta di badare e di risolvere problematiche, ma soprattutto quando si tratta di garantire la sicurezza dei propri cittadini. C'è chi invece si rilassa al mare o va in giro per la città nonostante i 30 gradi ed è una vera invasione di turisti. Toccata e fuga Catania in centro, carino, fa molto caldo Ferragosto e purtroppo siamo di ripartenza, torniamo a Milano in serata.
Fa molto caldo, infatti ho visto che sei sul marciapiede da parte dell'ombra. Come tutti gli altri, assolutamente. Siamo appena arrivati e stiamo facendo un po' il giro di quello che troviamo qui aperto e ci sta piacendo molto. Il sole non vi ferma? Insomma, ci siamo portati un po' la scorta d'acqua, ma ce la faremo. Lei da dove viene? De Sevilla. Com'è Catania? Es muy bonita. Catania is beautiful, the most beautiful place in the world. Okay? Catania è beautiful. Tanti turisti e poche auto in giro, ma questa volta non per il caro benzina che in modalità servito ha comunque sfondato il tetto dei 2 euro. Tra divieti di accampamenti abusivi purtroppo frequenti nel litorale ionico ci piace sottolineare un'altra invasione, questa volta non di bagnanti in cerca di tintarella ma di tartarughe della specie caretta caretta. In queste suggestive immagini girate ad Isola delle Correnti nel Siracusano la schiusa delle uova per un boom di nidificazioni che entusiasma ambientalisti, appassionati e semplici curiosi. Per tutti. Benvenuti sulle coste siciliane e naturalmente buon Ferragosto. Ed è stata nel Palermitano una notte di Ferragosto piuttosto tranquilla, anche per i divieti decisi dall'amministrazione comunale. Gli accampamenti, spiagge e tradizionali fuochi di Ferragosto ci sono stati, ma in misura minore. In pochi hanno cercato di aggirare il veto. Marco Gulla. Spiagge quasi deserte nella notte che prima segnava il punto clou dell'estate, quella del Ferragosto, divieti di falò e accampamenti sulle spiagge delle più importanti località turistiche siciliane, un piano di sicurezza con controlli nelle zone della movida e molte restrizioni alla vendita di alcol e multe fino a 500 euro. E se di giorno la situazione era questa con spiagge affollate, di sera invece tutto è cambiato, pochissime tende, controlli a tappeto nelle zone nevralgiche e nessun falò. Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Terrasini, i divieti riguardavano l'accensione di fuochi o falò e trasporto di legna, carbone e altro materiale utile per accendere il fuoco sui luoghi pubblici. No anche a tende e gazebbi di qualunque taglia in spiaggia. L'obiettivo del comune era quello di impedire la formazione di tendopoli, fatto già limitato dal posizionamento dei New Jersey nelle principali vie di accesso utilizzate dagli abusivi in passato, anch'esse sorvegliate, come vediamo, dalle forze dell'ordine. In alcune spiagge nel Palermitano c'è però chi ha provato ad aggirare l'ordinanza piazzandosi dopo le 20 con tende abusive che però sono state segnalate alle forze dell'ordine che hanno poi provveduto a farle rimuovere. Primo Ferragosto da sindaco di Taormina, Cateno De Luca oggi all'alba è andato per le spiagge di Taormina a verificare che tutti avessero rispettato la sua ordinanza che vietava accampamenti. Francesco Triolo. C'è chi l'ha trascorsa in tenda, violando le disposizioni della stragrande maggioranza dei comuni, chi si è accontentato di un sacco a pelo, un ombrellone e qualche coperta. Anche quest'anno Ferragosto ha richiamato sulle spiagge della Riviera Ionica migliaia di giovani per trascorrere la notte all'insegna della goliardia dei canti e dei balli. Nessun falò però su questo aspetto, è stato stringente il controllo delle forze dell'ordine. Gli occhi erano puntati sul litorale taorminese, da Spisone a Mazzeo, da Villagonia all'Isola Bella, per il primo Ferragosto da sindaco di Cateno De Luca, che aveva annunciato blitz mattutini all'alba per stanare chi infrangeva le regole. E così è stato. De Luca alle 5 di questa mattina ha iniziato la sua diretta su Facebook per testimoniare lo stato delle spiagge taorminesi insieme ai componenti della sua giunta e alle forze dell'ordine. Qualche momento di tensione si è registrato solo a Mazzeo, dove è stato necessario l'intervento della polizia per calmare gli animi di chi non voleva smontare la tenda e si è scagliato contro lo stesso De Luca, pretendendo di lasciare tutto com'era per la giornata di oggi. Ma se non vengono più è meglio, perché se queste sono le condizioni, vedete, qua la spiaggia è pulita. Pure il fornello ci sarà. Sicuro? Stanno arrivando i colleghi. Benissimo, no, ora facciamo lo sgombero totale, così la finiamo con questo spirito. Che cosa? Siamo venuti alle 5:30 per avvertirvi. Bene, voglio che sgomberate, semplicemente questo. Bene, fallo. E sono più bravo. E infatti rendetela pubblica e togliete quello schifo. Cominciamo da qua. Chiaro? Va bene, stronzo, benissimo, venite qua. Cominciamo con questo primo scaltro, venite qua. Identifichiamolo, forza. No, togliete, perché vi aspetto che mi alzi le mani questa specie di soggetto. Aspetto che mi alzi pure le mani. Forza! Perché non mi alzi le mani? Sentiamo! Spiagge però alla fine tutto sommato lasciate pulite dagli stessi avventori in tutta la Riviera Ionica, dove già dalle prime ore del giorno gli operatori delle società di raccolta rifiuti erano al lavoro per il ritiro dei rifiuti e la pulizia dei tratti di spiaggia. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco.
Eccoci rientrati in studio. Incidente mortale a Gela dove un uomo di 38 anni ha perso la vita nello scontro tra una vettura e lo scooter sul quale viaggiava. L'impatto è stato fatale per lo scooterista. Inutile il tempestivo intervento degli operatori del 118. Una discarica davanti al centro comunale di raccolta di Lentini. Da via Carrubazza la segnalazione alla nostra rubrica Ditelo al vostro TG. Nemmeno le telecamere frenano gli incivili. Francesco Aloi. Nemmeno l'occhio elettronico intimorisce gli incivili. Questo è il cancello del centro comunale di raccolta di via Carrubazza. Siamo a Lentini, nel Siracusano. Una situazione diventata intollerabile per i residenti della zona che ci hanno segnalato la presenza di rifiuti di ogni tipo. Un divano, mobili, ma anche pezzi di auto. Questo è quel che resta di uno sportello, ma c'è anche una visiera dello scooter. Tra i sacchetti abbandonati anche una bambola. Eppure il cartello con gli orari di apertura dell'ecopunto è abbastanza chiaro. Nonostante ciò, gli incivili continuano a non rispettare le regole. Nel bordo strada limitrofo al centro di raccolta ci sono rifiuti domestici sparsi dappertutto, anche qualche decina di metri più avanti. Come ci scrivono i telespettatori della zona, lo scenario non cambia. Un'altra segnalazione arriva da Catania. La centrale Piazza Lincoln e via Renato Imbriani, ci segnala un telespettatore, sono completamente al buio e pericolose per i passanti. Giusy Gazzaro. A Catania dopo la cena era il buio. Un nostro telespettatore ci segnala che nella centrale Piazza Lincoln, via Renato Imbriani e Guardia della Carvana, da ieri sera è pericoloso per i passanti a piedi e per gli automobilisti. Stessa situazione nel corso delle province. L'illuminazione è totalmente spenta. Solo i fari delle macchine stanno illuminando. E poi ovviamente le insegne dei negozi, però come potete vedere la situazione è totalmente assente, illuminazione assente. Guardate i pali dell'illuminazione. A Ferragosto, scrive il nostro telespettatore, è difficile che intervengano le squadre del comune per riparare le centraline elettriche del quartiere. Abbiamo sentito l'amministrazione che si è impegnata a segnalare il guasto a Enel Sole, questo per accelerare i tempi. Facendo la richiesta direttamente al comune, dicono l'inserimento nel sistema allunga l'attesa per gli utenti. Intanto per i residenti si prospetta un'altra sera al buio. Vi ricordiamo che il 342 74 55 005 è sempre a vostra disposizione per quello che non funziona nelle vostre città e la rubrica è Ditelo al vostro TG. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, riposo per Catania e Messina. Domani pomeriggio riprenderanno gli allenamenti in attesa dell'esordio in campionato del 3 settembre. Attese novità dal mercato delle due siciliane di Serie C. Sergio Colosi. Ferragosto di riposo per Catania e Messina, un po' meno per i dirigenti dei due club di Serie C, impegnati con obiettivi stagionali diversi a completare i rispettivi organici. Il Catania si ritroverà domani pomeriggio a Ragalna per la ripresa della preparazione, prima del trasferimento al Massimino. Sul mercato la priorità è l'attaccante e da Pescara filtra l'interesse per Luigi Cuppone, 26 anni, 30 gol negli ultimi 3 tornei con Casertana, Potenza e Pescara. Punta centrale che ama svariare, Cuppone nella lista rossa-azzurra, che comprende anche un difensore centrale. A giorni previste novità, soprattutto per completare il reparto avanzato. Appuntamento domani anche per il Messina che dopo il ritiro in Sila lavorerà a Visconte. Quasi definito l'arrivo del giovane terzino sinistro Giorgio Brogni, in prestito dall'Atalanta. Per il centrocampo sfumato provenzano è vicino il palermitano Francesco Ardizzone, l'ultima stagione tra Turris e Lecco, mentre per l'attacco dopo un primo rifiuto Vincenzo Plescia è tornato d'attualità, in alternativa Gabriele Bernardotto del Crotone. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon Ferragosto a tutti.